Alessandro De Nardi, reduce da un Giro d'Italia in treno, ecco, una passione per i treni nata fin in tenerissima età, ricordiamo come mai. Sì, mi sono chiesto più volte il perché di questa passione e una risposta che mi sono dato in modo così semiserio era nel fatto che mia madre con me all'età di pochi mesi andava a passeggiare in giro attorno a casa e quando andava a trovare i nonni doveva percorrere mezzo chilometro di ferrovia accanto al binario. Il suo Giro d'Italia ha toccato tutte e 21 le regioni e province autonome sui binari. Com'è nata questa idea e perché proprio in tempo di pandemia? La pandemia mi ha bloccato me come tanti altri a casa per un lungo periodo, la voglia di viaggiare è tanta e così sulle orme di un libro di Paolo Rumiz uscito una ventina d'anni fa, che anche lui ha girato l'Italia, mi sono detto perché non girare l'Italia in treno, visitando anche Sicilia e Sardegna, due regioni dove quasi non avevo mai messo piede prima d'ora. È stato un Giro d'Italia nel vero senso della parola, ci può sintetizzare il tragitto compiuto? Sì, cominciando dalla Sardegna, in 5 giorni ho visitato un po' tutta la regione e quasi tutte le ferrovie di questa regione, poi un volo verso la Sicilia e da lì, da Trapani per la precisione, Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Messina, Catania, lo stretto di Messina attraversato a bordo di un treno, su una nave traghetto ovviamente, poi ho risalito lo stivale da Reggio Calabria, Cosenza, Sibari, Metaponto, Potenza, Rocchetta, Sant'Antonio Lacedonia, Foggia, Vasto, poi Benevento, Caserta, Roma, tutto il Tirreno da Roma, Pisa, Viareggio, La Spezia, Genova, Savona, poi Torino, la bandierina per la Val d'Aosta con un blitz Torino-Aosta-Torino, Milano Centrale, poi giù fino a Pesaro, infine Verona, Ora, Trento, Sacile e Vittorio Veneto dove abito. Un viaggio che mi ha reso molto contento, ho visitato molte belle località, non sono mancati due momenti di un certo scoramento, in particolare fra la Puglia e l'Abruzzo per un po' la mancanza di collegamenti regionali che mi hanno costretto a ripiegare su un Intercity e a Trento per una mia piccola disattenzione. Si sente spesso dire che in ambito ferroviario l'Italia viaggi a due velocità. Come ha trovato il servizio ferroviario al sud e nelle isole maggiori? Le velocità sono molto più di due secondo me, toccando tutte le regioni ho apprezzato parecchie differenze proprio fra una regione e l'altra. Va detto che mi sono avvalso di treni regionali e quindi le differenze aumentano per questo motivo. Ho visto situazioni un po' così da lasciare un po' di dispiacere per un servizio fatto con treni un po' più datati, un po' meno tenuti al meglio rispetto ad altri e ho visto regioni dove il servizio è al top. Un Giro d'Italia in treno nel quale non ha mai usato comunque le frecce e i treni ad alta velocità, quindi privilegiati i treni regionali, i treni lenti, una scelta ben ponderata? Una scelta sì, per un'esigenza di turismo slow che va di moda di questi tempi e per approfittare di due offerte molto interessanti che Trenitalia ha proposto quest'estate che consentono di viaggiare con poca spesa su treni regionali di tutta la penisola. Da circa 2 mesi e mezzo la ferrovia Conegliano-Belluno è stata elettrificata. Quali i vantaggi di questa novità per l'utenza e per l'ambiente? I vantaggi sono sotto gli occhi di tutti, treni silenziosi, puliti ed ecologici e poi, fatto non secondario, un signor servizio ferroviario, un collegamento fra il Bellunese e la laguna di Venezia come mai avevamo avuto prima qui a Vittorio Veneto ma anche in tutto il territorio traversato. Si parla molto di riportare il treno fino a Cortina d'Ampezzo e anche a Dobbiaco. Qual è la posizione sua e dell'Associazione Treni Belluno di cui fa parte? C'è stato un lungo dibattito su tracciati, varie proposte e controproposte. Noi non ci siamo mai espressi apertamente su questa questione. La cosa che a noi importa davvero è che questa ferrovia si faccia il più presto possibile perché innumerevoli sarebbero gli effetti benefici sul territorio.